Ci siamo? Sì. Allora, gentilissimi signori, signori, signor Sindaco, porto il saluto anche del responsabile della nostra caserma, il maresciallo, il quale proprio questa mattina con la valigia e la signora è partito per le ferie. Comunque mi ha incaricato di salutarvi, di portare il suo saluto. Ecco. Allora siamo arrivati alla ciliegina sulla torta, che è arrivata dopo un percorso di 33 anni. Sono 33 anni da quando è nato il club Juventus il Gabbiano di Taglio di Po. Come è nato? Eravamo in viaggio verso Madrid, io, Ferruccio e Nevio, per assistere alla partita Real Madrid-Juventus. È nelle vicinanze della città di Guadalajara, ricordo benissimo. Ferruccio mi ha detto: senti Luciano, il Gabbiano di Porto Tolle dopo tanti anni un cacciatore l'avrà ucciso, fatto sta, ha chiuso i battenti, e perché non riprendere noi quel club e iniziare a dargli un po' un nuovo percorso. Dopo pochi minuti mi sono sentito sulle spalle una sciarpa, che era quella del Gabbiano di Porto Tolle, e mi ha detto: Luciano, sei investito, inizia a lavorare, io ti sarò sempre a fianco. E così abbiamo provato, la prima riunione l'abbiamo fatta proprio sopra il bar Il Cantuccio, lì c'era un ufficio, ci siamo trovati una decina di persone e abbiamo deciso di iniziare. La seconda volta che ci siamo trovati, di lì a una quindicina di giorni, eravamo già 20. E di lì abbiamo iniziato a organizzare le prime trasferte. Il pullman del Gabbiano è andato un po' dappertutto: Torino, Milano, Cremona, Verona, Belluno, e poi al nord siamo arrivati a Pisa, ad Ascoli Piceno, Bologna, Cremona, un po' dappertutto siamo andati, sino a che è arrivato lo Sky e lì è cambiato un po' tutto quanto. Non ci siamo più sentiti giovani da andare a fare queste trasferte, gli anni sono passati e allora abbiamo deciso di aprire una sede della Juventus proprio qui a 50 metri sulla destra. Ricordo benissimo a quell'inaugurazione, faceva freddo, c'era tanta gente, veramente tanta, pieno dentro, fuori tanta gente, e il compianto padre Attilio ci ha dato una bellissima benedizione e ci ha portato a tanta fortuna. E siamo andati tanti anni, abbiamo iniziato a organizzare le serate bianconere, i ristoranti del Delta li abbiamo fatti tutti quanti, sino a quando abbiamo capito che era troppo piccola quella sede lì. E allora ci siamo trasferiti in Vicolo Roboni, una sede molto più ampia, più grande, e abbiamo riempito anche quella. E il Gabbiano cresceva. E abbiamo iniziato a organizzare delle gite per vedere la nostra bella Italia. Tuttora organizziamo circa 4 gite all'anno, 3-4 gite all'anno, un po' dappertutto. Ultimamente abbiamo iniziato anche le feste tricolore, le feste bianconere, presso il nostro patronato. No, perché ho visto, quello è il colpevole. Perché tanto il tricolore è sempre vostro. Sindaco, non ti... È da interista sto dire. No, qui è ospite, non dire le battute. No, è una battuta, è una realtà. Ecco, queste feste bianconere siamo partiti con timore e invece pian pianino siamo cresciuti. Il sindaco è testimone perché tutti, da voi interista, ma tutti gli anni ha partecipato e ha sempre detto: mi trovo bene nel mangiare, mi trovo molto bene. Quest'anno purtroppo non è stato possibile, causa, lo sapete anche voi, è andata così, non solo noi ma anche altre manifestazioni non è stato possibile. E siamo arrivati ad oggi alla inaugurazione della nuova sede, ho detto la ciliegina.
E questa è dovuta al fatto che tanta gente in questo percorso ci ha aiutato. Ho sempre trovato le porte spalancate, nessuno mi ha mai detto di no. Le amministrazioni comunali, posso citare anche i commercianti, tutti i commercianti mi hanno sempre aiutato, ma soprattutto il volontariato. Vedo tra voi tantissimi volontari delle nostre manifestazioni, delle feste bianconere, i cuochi, i personali di servizio, tanta gente ci ha aiutato in tutti questi anni. Sono qui per ringraziarvi, grazie a tutti quanti. Sindaco, io penso che hai capito che a Talipo siamo una bella realtà. Siamo una bella realtà, tanta gente ci vuole bene e questo ci fa piacere, non solo juventini, ma un po' tutti quanti. Dicevo poco fa, l'Inter ci ha fatto avere una bella pianta, una bella orchidea, per dire che la collaborazione anche a Talipo inizia a cambiare e avere un altro aspetto. Adesso io mi fermo qui perché do il microfono al sindaco che parlerà non più di mezz'ora. Dopo entreremo, così avete la possibilità di vedere la nostra sede e nell'interno ci sarà un'altra piccola cerimonia. Scopriremo una targa per ricordare due nostri soci che non ci sono più, ma sono sempre dentro di noi, non ci sono più, ma se abbiamo fatto tutto questo con l'accordo di tutti quanti, con l'applauso di tutti, vuol dire che il loro ricordo permarrà. Bruno Giorgetti e Bruno Beltrame. Dopo entreremo e vi ricorderemo. Signor Sindaco. Grazie Luciano, ringrazio tutti quanti voi insomma, perché portate avanti questa bellissima realtà. Un inciso, in realtà adesso ho detto che il sindaco deve parlare mezz'ora, ma ieri mi ha detto io parlo 7 minuti, tu 2 perché sei interista e quindi questo era il tempo massimo del processo. È vero, è vero. E tu non ti ricordi Luciano che io un anno ho vinto anche il primo premio alla lotteria della festa bianconera? Tra parentesi, perché insomma comprando anche i biglietti, no, si sente. Si sente? Si sente? Non tanto. Poco. Perché? Di più? Meglio. Avete sentito me? Una volta che parla il capo, devo dire che al di là della fede calcistica della Juventus, che io dico da interista è la squadra più forte che abbiamo in Italia in questo momento, lo dimostrano i 9 scudetti, giusto quanti sono, non mi ricordo, 9, penso andremo verso il 10º, però devo dire che il Juventus Club, il Gabbiano qua di Teo di Po, rappresenta una realtà, come diceva giustamente Luciano, da 33 anni, un gruppo che è sempre stato unito, che si è evoluto nel tempo e che fa veramente parte della nostra comunità. E poi devo dire che ovviamente il calcio, come succede non solo per la Juve ma anche per le altre squadre e anche per gli altri sport, riunisce veramente tutte le anime della nostra comunità, sia dal punto di vista politico che da altri punti di vista, e quindi è veramente qualcosa che ci unisce e che ci rende unici. E soprattutto fa vedere che una compagine come la vostra che continua a lavorare, continua anche in questa nuova sede ad allestirla, prepararla, ritrovarsi anche solo per vedere la partita, veramente un qualcosa importante che travalica lo sport, travalica la fede bianconera, che sicuramente ne è il pilastro, ma che soprattutto denota una grandissima amicizia tra di voi. Probabilmente litigherete spesso e volentieri per un'azione di gioco o per altro, però alla fine dopo siete sempre amici, siete sempre un gruppo e siete sempre il Juventus Club, il Gabbiano e Teo di Po, veramente una delle associazioni più storiche che abbiamo qua a Teo di Po. Quindi complimenti per quello che portate avanti tutti questi anni e per quello che porterete avanti il prossimo anno con il 10º scudetto, poi vedremo per la festa bianconera. Tira sfiga! Complimenti a tutti.
proposto ai soci di intitolare questa sala a Bruno Giorgetti e a Bruno Beltrami. E ho assistito a qualche cosa che non avrei mai pensato. Non c'è stato l'applauso o la gente che si è espresso sì, sono d'accordo. Qualcuno ha detto così. Ho sentito un silenzio, però ho visto tanti occhi lucidi. E questo ho capito tutto. Ho capito quanto sono dentro di ognuno di loro. Io ricordo dei due Bruni. Ecco, se oggi ho detto poc'anzi che abbiamo messo la ciliegina, gran merito di questo sono anche di loro. Perché Bruno Giorgetti da anni aveva chiesto una sede nuova, Bruno Beltrame l'ha sempre portata avanti e ha lavorato per questo. Quindi gran merito è anche loro. E tutti noi, io a nome del club, dico grazie, grazie. E adesso i familiari scopriranno Natalia. Via!